I bilanci partecipativi rientrano in una tipologia di partecipazione ben chiara, che è quella cosiddetta per invito, cioè sono uno spazio istituzionale in qualche modo negoziato e dialogato con un'amministrazione che in qualche modo riconosce la necessità di andare a un dialogo aperto con i cittadini, ma questo fatto non esclude che si possano verificare dentro i percorsi dei momenti legati a quella che Ibarra chiama la partecipazione per irruzione, cioè quella partecipazione spontanea delle persone. Spontanea non vuol dire disorganizzata, vuol dire che, come dire, parte da loro per cercare degli spazi di dialogo che non sono concessi. Quindi di solito occupa spazi web, occupa spazi fisici, occupa anche edifici privati in alcuni casi, edifici pubblici. Comunque in qualche modo l'occupare gli spazi gli dà temporaneamente, come può essere una manifestazione, o in permanenza, come possono essere le occupazioni di alcuni movimenti di lotta per la casa, gli dà visibilità e quindi obbliga le amministrazioni a un dialogo. Quindi in questo senso separarle totalmente le due cose non va bene, perché spesso si sovrappongono. Questo è un esempio di un bilancio partecipativo sudamericano in cui nel mezzo della discussione alcune persone protestano sulle fogne e quindi hanno i loro cartelli, le loro, come dire, le loro reazioni anche forti, e quindi introducono un elemento di conflitto dentro. Non si può pensare che i processi partecipativi per invito diventino, come dire, un ammortizzatore del conflitto o addirittura un sonnifero per il conflitto. No? Devono accettarlo e partire da lì sapendo che ogni conflitto, per quanto ci siano a volte alcune opzioni che non sono negoziabili, penso, non so, al conflitto di Val di Susa, no? Esiste chiaramente una serie di attori che si oppongono all'alta velocità, che non saranno mai conciliabili con quella visione, perché sono attori il cui modello di sviluppo che hanno nella testa è completamente diverso da quel modello di sviluppo indicato dalla proposta della Torino-Lione. Però esistono altri attori che invece hanno la possibilità di vedere una conciliazione, ma per arrivare a questa conciliazione hanno bisogno che siano chiariti i termini con cui le cose si svilupperanno, che è quello che non è stato fatto in quella zona, no? Nessuno sapeva esattamente quali erano le compensazioni, quali erano i danni possibili, quali erano i piani A, B e C, no? Le cose avvenivano senza che le persone avessero un'informazione, e questo ha determinato un grave. Quindi non tutto il conflitto è riassorbibile, ma esiste parte del conflitto che è funzione del fatto di non sapere, di non avere chiarezza, che si può in qualche modo portare verso una forma di decisione comune. L'ultimo elemento che volevo chiarire è che il bilancio partecipativo si sviluppa come un tipo di pratica centrata sulla partecipazione diretta dei cittadini uno a uno. Voi fate parte di associazioni, quindi il vostro tipo di relazioni anche con le istituzioni si sviluppa piuttosto in un ambito di relazioni per advocacy, in cui voi in qualche modo siete portatori di una serie di istanze che vengono dai vostri gruppi di base o dai beneficiari con cui lavorate, di certi servizi pubblici, eccetera. E quindi qual è il rischio che si sviluppa in certi casi, faccio un'estremizzazione, dentro le forme di partecipazione per advocacy? Ve ne sono due tipici. Uno può essere quello di gestori, come dire, dell'advocacy, di questa difesa, diciamo, del cittadino, che hanno più interesse per se stessi che per quelli che dovrebbero rappresentare, e questo è un problema che penso tutti vi siate posti eticamente quando avete iniziato a lavorare, che avete a volte osservato nei vostri colleghi magari, è quello di rappresentare più se stessi con la scusa degli altri che non di rappresentare realmente gli altri, di sentirli prima di rappresentarli. Il secondo elemento però è quello di, anche non volendo, determinare delle nuove esclusioni, e questo è un esempio dei piani dei disabili spagnoli, in cui a un certo punto i disabili fisici partecipavano tutti alle varie sessioni di discussione sull'accessibilità della città, e poi i disabili invece psichici no, partecipavano rappresentati dai genitori o dagli educatori, e si è determinato in una città che resta della frontiera uno scontro tra genitori e educatori, per esempio sulla questione della sessualità degli handicappati psichici, perché quando si toccava il tema i genitori dicevano: questo è tabù, non è un compito del comune, sono affari nostri, questa ce la vediamo noi, e quindi il tema è diventato un tema che ha generato una nuova esclusione di queste persone che non c'erano direttamente e
e sono state rappresentate da persone che preferivano ignorare il tema piuttosto che metterlo in discussione, perché era un tema tabù e come sempre i tabù si proiettano nei processi di discussione pubblica come non discussioni. Diciamo, no? Come dire, il tema è tolto. Allora, se vogliamo prendere il bilancio partecipativo come una prospettiva di costruzione di una partecipazione effettiva, diciamo che io ho isolato, con l'aiuto di questa collega con cui ho lavorato in Australia la settimana scorsa, questi 6 elementi. Allora, intanto la partecipazione effettiva si deve sviluppare all'inizio di un processo, cioè quando c'è ancora spazio per influenzare le decisioni. Si deve trattare di processi costruttivi, cioè orientati a proporre soluzioni, non lamentatori. Questo basta, come dire, come tagli il processo. Se tu invece di chiamare una fase del processo diagnostico dei problemi, la chiami brainstorming delle soluzioni, già cambi l'atteggiamento di chi viene. Invece di chiedergli quali sono i problemi nel tuo quartiere, avere una lista di 2000 problemi insolvibili, tu chiedi, se immagini un problema nel tuo quartiere, che soluzione gli daresti? E quindi in realtà tu fai un catalogo di soluzioni, no? Che è sicuramente molto più produttivo, anche per non generare quel clima negativo che si genera negli sfogatori, diciamo. Un altro elemento è tentare di orientarle a individuare i beni comuni e un bilanciamento fra gli interessi, quindi non farne semplicemente uno spazio di negoziazione tra interessi, ma uno spazio di convergenza per cercare di capire che cosa può essere meglio rappresentativo per l'intero territorio. E una maggiore inclusività possibile nell'accogliere i partecipanti, che vuol dire valorizzare la presenza delle diversità, creando accesso uguale ma non solo accesso uguale, perché la società che abbiamo è ineguale, quindi se tu crei appena degli spazi, come dire, dove tutti hanno lo stesso diritto, in realtà tu stai rimarcando, stai riproiettando dentro il processo le ineguaglianze che ci sono nella società fuori. Quindi spesso questi processi hanno bisogno di spazi di azioni affermative che rendono qualcuno più, come dire, più forte dentro un processo in cui istintivamente sarebbe debole. Un termine che in italiano si traduce male, che è responsive, cioè devono essere processi capaci di individuare responsabilità chiare lungo il processo, ma anche dare risposte in tempi brevi. La parola responsiveness in inglese si traduce reactivité in francese, no? E i due termini nei due accenti linguistici hanno un'enfasi differente sulla questione della risposta in tempo utile e sulla questione della risposta che ha un rispondente chiaro che identifica le sue responsabilità. E l'ultimo elemento è la partecipazione continua durante l'intero processo, cioè un processo non finisce nella fase della decisione, un processo arriva fino non solo alla costruzione di qualcosa o all'apertura di un servizio, ma anche alla manutenzione, alla valutazione, e quindi si espande su un ambito che è l'ambito del ciclo di vita di un'opera o di un servizio pubblico. Quindi questi sono gli elementi che io considero centrali per la partecipazione effettiva e che il bilancio partecipativo tenta di prendere in conto. In questo senso, se noi prendiamo, come dire, la lettura dei processi partecipativi in una linea dell'empowerment, cioè del potere che danno in qualche modo delle capacità che trasmettono alla società, è chiaro che passiamo da un semplice raccontare i nostri problemi o consultare su delle soluzioni possibili, passiamo a un ambito di codecisione, che è quello dove il bilancio partecipativo tenta di costruire la sua realtà. Quindi non sono solo importanti per assumere decisioni, questo è chiaro, ma sono importanti anche per raccogliere i saperi che si accumulano nella società. Questa è la scala della partecipazione di Sherry Arnstein e in questo caso il bilancio partecipativo si porrebbe in una fase alta dove c'è un vero controllo del cittadino non solo sulle decisioni ma anche sulle realizzazioni, almeno di una parte delle scelte pubbliche. Una cosa che ci dobbiamo domandare sempre quando analizziamo un processo partecipativo, e vale ancora di più per l'esperienza dei bilanci partecipativi, è cosa accade nelle istituzioni politiche quando vengono sperimentate pratiche partecipative, che non può essere la sola risposta che ci diamo e che purtroppo a volte è così. Pensiamo sempre ai processi partecipativi come uno spazio per migliorare le politiche e ci dimentichiamo che è molto importante anche cercare di capire cosa parallelamente succede nei tessuti sociali. E vi dico, non sempre ciò che succede nei tessuti sociali è al 100% condiviso dalle associazioni, per esempio.
perché quello che succede negli istituti sociali durante un processo partecipativo di questo tipo è che spesso le persone si riorganizzano e svuotano da dentro alcune delle istituzioni sociali, cioè i giovani che entrano in un'associazione che ha da anni solo anziani al suo fronte, no? Il che può essere positivo perché un'associazione può anche aver tentato per molto tempo di ottenere dei giovani dentro e non li ha mai avuti, e i giovani possono scegliere di farlo in quel determinato momento grazie a questo, all'attrazione che questo momento ha determinato. Conosco vari casi anche di partiti politici dove è successo questo, per esempio ad Arezzo il bilancio partecipativo oggi si fa grazie al Partito Verde, il quale è stato svuotato e riempito di senso da un gruppo di giovani del Forum Sociale di Arezzo che hanno deciso di iscriversi tutti in massa al Partito Verde, lo hanno svuotato da dentro con un calzino, l'hanno rigirato, hanno espulso praticamente tutte le persone che ci stavano da anni, e quindi questo spiega perché a volte, per esempio in Spagna, le associazioni già costituite, in particolare le associazioni con base di quartiere, hanno lottato contro il bilancio partecipativo. Quello che volevano loro è avere uno spazio specifico per le associazioni, che poi hanno avuto, perché il rischio era la morte dei processi, in cui, come dire, le associazioni hanno ottenuto per esempio la possibilità di fare il diagnostico e formulare delle proposte su cui poi i cittadini votavano, no? Quindi questo rapporto tra il momento aggregato di costruzione dei saperi e delle proposte è un momento aperto a tutta la cittadinanza individuale, quindi indipendentemente dalla militanza o dall'appartenenza.